Da sapere per quanto riguarda la passione per l'orto e per il giardino e allora ci ritroviamo subito da Gardenana con la nostra Manuela. Buongiorno Manuela, ben ritrovata. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Oggi puntata piccante, così? Certo, oggi parleremo un attimo dei peperoncini, come farli crescere in casa e cosa puoi fare anche di loro, perché non tutti, me compresa, siamo tanto amanti del piccante. Quindi andrò a spiegarvi cosa vuol dire una piccantezza di grado minimo, medio e la piccantezza, come dico io ai clienti, quando mi chiedono mi dà un peperoncino piccante, la mia domanda è quanto volete farvi male? Quindi cominciamo dall'inizio, cominciamo dalla semina dei peperoncini, poi piccanti o non, vanno sempre seminati già prima, quindi a novembre-dicembre dell'anno precedente. Dopodiché messi in un semenzaio al coperto dentro casa, man mano, siccome hanno una germinabilità molto lunga, man mano che loro cresceranno li andremo a togliere il coperto per evitare la condensa, li terremo comunque sempre ben umidi e in un posto caldo dentro, ripeto, all'interno, perché siamo comunque novembre, dicembre, gennaio, febbraio, nei mesi più freddi dell'anno. Man mano, dopodiché a marzo con le belle giornate li metteremo fuori e andranno ad essere trapiantati dentro dei vasetti leggermente più grandi. Questo è un po' una cosa generale. Andiamo nel specifico sul peperoncino piccante, che è stato scoperto tantissimi anni fa da Cristoforo Colombo, quindi una pianta molto, passatemi il termine, vecchia. E ci sono tantissime varietà, a quelle piccante sì ma dolci, quindi col grado piccantezza, difatti Orto Mio lo descrive molto bene sull'etichetta mettendo il grado piccantezza 1 fino ad arrivare ad un 9. Grado piccantezza 1 leggermente piccante, lui molto molto bello, è un lampioncino molto decorativo che anche messo in vaso sul balcone o in giardino raggiungerà un'altezza di 1 metro, 1,20 m, dandoci veramente tantissimi lampioncini colorati, giallo, arancio e poi alla fine rosso. Sono tutti indicati per essere piantati sia in vaso che in piena terra. Il vaso non ha bisogno di essere largo quanto deve essere profondo. Diciamo che un vaso con una profondità 35-40 cm sarebbe l'ideale per loro. E andando avanti con i gradi di piccantezza, diciamo che fino al grado 5, che descrive anche il calabrese, il peperoncino calabrese, sono piccantezze decenti, mangiabili. Tutto quello che è sopra, poi ovviamente qua dipende da persona a persona. Per me tutto quello che è sopra, quindi il 6, il 7, l'8 e il famoso Carolina Reaper 9 è una roba non più da obisti ma da persone con una sensibilità al piccante superiore alla norma. Sono piante, specialmente quelle col grado di piccantezza 7, 8, 9, che hanno bisogno di tantissimo tempo per essere portate a maturazione. Quindi se noi li piantiamo ad aprile, meglio maggio, perché in generale i peperoni sono amanti del caldo, quindi sono piante da letto caldo e vanno piantate quando la temperatura del terreno supera i 14 gradi, quindi non prima di maggio. Quest'anno maggio è un po' così, quindi avete tutto il tempo necessario per andare ancora ad acquistarli e poi per piantarli nel terreno. Come dicevo prima, tutti quelli che hanno un grado superiore al 5 andranno a maturazione appena a settembre-ottobre. Ciò non vuol dire che voi non potete assaggiarli e mangiarli prima. Andando a maturazione, specialmente su certi prodotti da orto, non solo sui peperoni, vuol dire che il seme è maturo per essere poi riseminato di nuovo. Quindi, anche se il peperone non è colorato, non è tutto bello rosso, giallo, arancione, perché anche qua abbiamo una vastissima gamma di colori, dal bianco al giallo, arancio, il salmone e il rosso. Non vuol dire, anche se loro non sono perfetti a colorazione, che non possono essere mangiati.
Quando andiamo a fare il trapianto della pianta, lo facciamo anche la semina, non solo il trapianto, lo facciamo di solito muniti di guanti, perché sul peperone piccante è piccante tutto, è piccante il seme, è piccante la foglia, è piccante il fiore ed è piccante il frutto. Sulle fioriture del peperoncino volevo dirvi anche che, anche se non siete amanti del piccante, io 3 anni fa sul balcone ho messo peperoncini, perché hanno delle bellissime fioriture, dal bianco al viola, e anche le foglie si colorano nella stessa maniera. Quindi sono anche un bellissimo ornamento da mettere sul vostro balcone, anche perché dopo non tutti i frutti sono maturi nello stesso momento, quindi abbiamo il frutto verde, il frutto giallino, abbiamo il frutto che si sta appena colorando di rosso, e quindi ciò ci permette di avere un balcone, anche se con verdura, che poi alla fine i peperoni sono delle verdure, colorato. Andando avanti, il peperone piccante o non, come il pomodoro, deve essere munito sempre di bastone. Come ho detto prima, le varietà partono dai 40 ai 50 centimetri di altezza per arrivare a 1,5 metri, anche 2 metri. Quindi hanno bisogno di un sostegno anche abbastanza forte, specialmente su varietà a frutto un pelin più grosso, quindi non un tè, ma abbiamo anche del peperoncino piccante della grandezza di un albicocco, quindi avendone tanti sulla pianta dobbiamo dargli un sostegno e legarlo a sé. E un'altra cosa da dire specialmente sul peperoncino piccante piantato nell'orto, non deve mai essere piantato accanto agli altri peperoni, perché si impollinano tra di loro. Quindi piantando un peperoncino dolce, giallo, arancio, verde che sia, vicino a un peperone piccante, tutti e due, quindi anche il peperone dolce sarà leggermente piccante. Quindi se non siete amanti del piccante e volete metterli solo sul vaso davanti a casa, sul balcone, come pianta ornamentale, ricordatevi che almeno i 5 metri di distanza ci devono essere. Andando avanti, una volta trapiantati, hanno bisogno di concime, liquido, granulare, quello che preferite, e qua non mi soffermo più di tanto. In stagione hanno bisogno anche di ferro, anche perché vanno spesso e volentieri in carenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che troveremo sul peperone non un fogliame bello verde, ma un fogliame giallo, un fogliame pallido, e la pianta che ci sta avvertendo che ha bisogno di essere un attimo sostenuta, perché sta maturando, sta crescendo, sta portando a casa dei risultati, e dobbiamo un attimo aiutarla. Il concime per i peperoni è specifico, perché è più ricco di potassio, quindi ha meno azoto, ma più è fatto in modo che la sostanza che abbiamo dentro dia più nutrimento alla pianta per far sviluppare dei frutti belli, grandi e di giuste dimensioni. Devono essere messi in un posto sotto il sole, quindi mai in ombra, perché se no non maturerà mai. Vi ricordo una cosa che forse nelle ultime puntate anche non vi ho detto: è il sole che fa colorare i frutti. Quindi messo il pomodoro, messo il peperone o la melanzana nell'ombra, i frutti rimarranno sempre verdi. Quindi attenzione. Sappiamo benissimo che il peperoncino poi si può essiccare, si può mettere sott'olio, si può mettere sott'aceto, viene usato anche per fare le cioccolate al peperoncino. Io vi andrò a spiegare come una ricetta abbastanza semplice come fare una crema al peperoncino. Quindi abbiamo i peperoncini, andiamo a raccoglierli, sempre muniti di guanti. Puliamo, tiriamo via il verde, tiriamo via i semi. Se voi lo tagliate, vedete dentro si chiama placenta, quindi togliamo via anche quella membrana nei vari precati che sono dentro. Dopodiché andiamo con anche un coltello ben affilato a tagliuzzarlo per bene,
è meglio farlo con un frullatore, quindi che sia molto bene, che diventino veramente sminuzzati. Ci aggiungiamo dell'aglio e del sale fino. Lasciamo riposare dalle 12 alle 24 ore, qua dipende un attimo dalla grossezza del peperone, quindi se sono peperoni fini avranno pochissima acqua, se sono peperoni a polpa un attimo più grossa, le 24 ore ci stanno. Dopodiché, emulsionandolo bene con l'olio, otterremo una crema spalmabile da mettere su dei crostini caldi ed è veramente una cosa veramente buona. Per ottenere una crema diciamo un po' meno piccante bisogna togliere una parte della pellicola che ricopre il peperone, quindi sarebbero da pelare, detta in parole povere. Queste creme di solito non si fanno con i peperoni con il grado di piccantezza 1, anche perché poi voi otterrete l'incontrario, la crema diventerà dolce e non ha nessun senso, perché veramente allora l'1, il 2, il 3 sono peperoncini più che piccante ornamentali. Si possono, ripeto, usare anche però non hanno la piccantezza. Diciamo che la piccantezza che voi trovate andando a comprare il peperone al supermercato e lo comprate essiccato, andiamo sul diavolicchio calabrese, quindi una piccantezza di 5 gradi. Si possono essiccare, non si mettono mai ad essiccare nessun tipo di frutto sotto il sole, i frutti vanno sempre essiccati all'ombra, al caldo ovviamente, non si essiccano in forno, anche perché non otterrete tutti gli aromi andranno a scomparire, quindi si usa l'ombra, si usa l'asciutto, si usa carta di giornale, il sacchetto del pane, si mette su un piano dritto, si appoggiano sui peperoni, ogni tanto si possono girare ma non è una cosa necessaria e si vanno poi a tagliuzzare, a sminuzzare per ottenere il peperoncino macinato che poi usiamo tutto l'anno. Spendo 2 parole anche su altri tipi di peperoni, quindi sul peperoncino ornamentale, che vi ricordo non è commestibile, ma non per non essere commestibile lui di suo, ma perché viene trattato con dei prodotti per farli fiorire, passatemi il termine, per farli colorare il frutto e per essere poi venduto come peperone ornamentale. Ci sono i peperoni dolci, anche lì ne abbiamo una vasta scelta, da quelli a forma di sigaretta, a quelli piccolissimi da poter mangiare come snack, a quelli già che si seccano sulla pianta, e ciò vuol dire che si portano a maturazione, lunghi, larghi, rossi, verdi, gialli e di altri tantissimi colori, quelli digeribili e non. Da parte mia sul peperone questo è tutto. Vi ricordo che siamo aperti dalle 9 alle 12:30, dalle 15 alle 19 durante la settimana. La domenica apriamo alle 9:30, chiudiamo alle 12:30 e poi dalle 15 alle 18:30. Benissimo Manuela, è stato un appuntamento piccante e molto molto interessante, direi, con tutti i tuoi suggerimenti. E poi insomma il peperoncino tra l'altro è anche molto bello da vedere, quindi ha anche la sua parte estetica insomma che può soddisfare proprio nel coltivarlo, così come ci hai spiegato tu. Questo e molto altro, quindi quando andate a trovare Gardenanna, non solo il poter visitare il loro vastissimo assortimento da questo punto di vista, ma anche tutti i preziosissimi consigli di Manuela. Manuela, noi ti ringraziamo, ci diamo appuntamento la settimana prossima. Io ricordo ai nostri ascoltatori che potranno rivedere e riascoltare tutti i tuoi consigli sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube e sul nostro sito naturalmente radio.0.it. Ciao Manuela! Ciao, arrivederci!